Sportivi siciliani, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta su Video Mediterraneo ogni domenica a partire dalle ore 19 sino alle 21 con i risultati, le classifiche, i commenti, gli ospiti sul calcio dilettantistico siciliano. Puntata molto particolare, andiamo subito a salutare in postazione il nostro Carmelo Puglisi, con lui parleremo di Serie D e del campionato di eccellenza. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Qualche novità subito sul campionato di Serie D? Campionato di Serie D, anche oggi ho offerto spunti interessanti, le grandi davanti marciano sul fronte delle siciliane, grande impresa del Due Torri. Benissimo. E adesso andiamo subito a salutare la nostra penaltina, la nostra splendida Jenny Diara, che ha riscosso un grandissimo successo con questa sua nuova, insomma, capigliatura molto, molto estiva anche se certo. Ormai insomma l'inverno è arrivato. Buonasera Buonasera. Ettore, buonasera amici di Penalty, buonasera a tutti. Vogliamo ricordare subito il numero di telefono per i selfie, perché sono arrivati anche in settimana tantissimi selfie che vedremo nel corso della puntata, però ricordiamo sempre il numero. Ricordiamo il numero 336 92 07 27. Benissimo, e come al solito ogni 15 giorni puntuale arriva la rubrica del nostro amico Mario Vitale, che andiamo subito a salutare. Ciao Mario, ben trovato. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora Mario, un interregionale oggi scoppiettante, perché la Cavese è sempre in vetta, però questo Siracusa che avanza sempre di più. Sì. Hai qualche pillola un po' piccante per loro? No. No, cosa bisogna dire? Bisogna solo dire che sono bravi. Dai. Bene, mi piace questa cosa. Ogni tanto ci sta la non polemica. Benissimo, grazie a Mario Vitale. E allora subito devo dire una cosa importante, che oggi ci sembra doveroso aprire la nostra puntata di Penalty con una notizia che è esplosa praticamente nel mondo del calcio dilettantistico siciliano e non solo. Vediamo subito una scheda di presentazione di Carmelo Puglisi. Il mondo del calcio catanese è ancora sotto shock a distanza di giorni dopo l'arresto avvenuto il 5 ottobre scorso, ma reso noto solo martedì, di Carmelo Pergolizzi, ex presidente della Federcalcio di Catania. La custodia cautelare è scattata per l'accusa di atti sessuali con un minorenne e infatti i carabinieri della tenenza di Mister Bianco hanno trovato Pergolizzi nella periferia misterbianchese all'interno di un'auto in compagnia di un 22enne e di un 16enne che lo hanno poi accusato. Secondo l'accusa, infatti, il ragazzo maggiorenne, arrestato a propria volta per induzione alla prostituzione del sedicenne, dopo aver fissato un appuntamento con l'ex presidente FIGC tramite Facebook, avrebbe contattato il ragazzo minorenne per convincerlo ad avere un incontro a tre. Nei confronti di Pergolizzi e del 22enne, il GIP Flavia Panzano, accogliendo la richiesta del procuratore aggiunto Marisa Scavo e del sostituto Fabio Regolo, ha disposto l'arresto al regime dei domiciliari. Contro il provvedimento è già stato presentato ricorso al Tribunale del Riesame. Beh, questa è una notizia incredibile, ha lasciato tutti sbigottiti. Personalmente conosco Carmelo da tantissimo tempo, sono rimasto impietrito, ma come del resto buona parte dell'ambiente calcistico siciliano. Carmelo, tu hai fatto questa scheda di presentazione raccontando i fatti, un tuo pensiero? Ma sicuramente, come hai detto tu e come hanno detto in tanti durante questa settimana, tutto il mondo del calcio è sbigottito, in particolare quelli che conoscevano la persona oltre che il dirigente sportivo Carmelo Pergolizzi. Una vicenda che lascia sbigottiti, ma che però ancora deve essere chiarita con la magistratura che sta facendo il suo corso. C'è da dire che l'accusa è quella di prostituzione. Si era parlato, si sono lette anche tante imprecisioni. Sì, è vero. Non c'è tra le accuse non c'è quella di pedofilia, c'è solamente quella di prostituzione. I due ragazzi accusano Pergolizzi, ma ancora è da dimostrare, sì. Sarebbe da dimostrare almeno dalle notizie che sono circolate più o meno attendibili in questi giorni, se ci sia stato o meno lo scambio di denaro è ancora tutto da accertare e si attende adesso la decisione del Tribunale del Riesame per la eventuale scarcerazione dal regime dei domiciliari e di Pergolizzi. Noi tra parentesi Ettore avevamo provato anche a contattare il legale dell'ormai ex presidente FIGC, ci proveremo durante la puntata. L'avvocato Marco Falcone. Era una vicenda estremamente spiacevole, ci auguriamo che insomma l'ex presidente della FIGC
FIGC di Catania riesca a chiarirla quanto prima. Benissimo, perfetto, ci è sembrato giusto aprire appunto la nostra puntata di penalty proprio perché questa è una notizia che ha letteralmente creato tante discussioni, no? Perché indubbiamente è una notizia forte, da impatto. Sicuramente per il mondo del calcio, considerato anche perché da tanti anni Pergolizzi ricopre il ruolo di presidente della FIGC, quindi anche la forte personalità, la figura, quello che questa persona rappresenta per il mondo del calcio catanese. Vi ripeto, avremmo voluto avere in contatto l'avvocato Marco Falcone che appunto difende il professore Pergolizzi, non siamo riusciti a metterci in contatto, speriamo di farlo durante il corso della trasmissione. Giriamo pagina perché il calcio è anche fatto di risultati, di commenti e di pronostici anche perché questa Serie D ce ne sta regalando tantissimi. Allora parola alla nostra Jenny che ci dà subito il quadro di questa giornata numero 11 del campionato CND. Cavese Roccella 2-0, Città di Scordia Palmese 1-1, Frattese Reggio Calabria 2-1, Gragnano Agropoli 1-0, Marsala Due Torri 0-1, Rende Aversa Normanna 1-1, Siracusa Gelbison 5-1, Vibonese Noto 0-0, Vigor Lamezia Sarnese 1-1, ha riposato invece la Leonfortese, scusatemi. Per quanto riguarda la classifica, sottolineiamo che le tre squadre di vetta hanno vinto tutte, quindi sia la Cavese che la Frattese che il Siracusa hanno più 3 punti rispetto a 7 giorni fa, la classifica che vedo già in schermata che ci legge la nostra Jenny. Cavese 23, Frattese 21, Siracusa 20, Due Torri Palmese 18, Vibonese 17, Sarnese 16, Rende, Roccella, Gragnano 15, Leonfortese 14, Aversa Normanna 13, Noto, Marsala, Agropoli 12, Reggio Calabria 10, Città di Scordia 9, Gelbison 8, Lamezia 1. Sottolineiamo che in classifica la Versa Normanna ha 2 punti di penalizzazione e adesso il prossimo turno si giocherà domenica prossima, domenica 8 novembre, sarà la 12ª giornata del girone di andata. Questi gli incontri: Agropoli Città di Scordia, Aversa Normanna Marsala, Due Torri Siracusa, Gelbison Vibonese, Leonfortese Cavese, Noto Frattese, Reggio Calabria Gragnano, Roccella Vigor Lamezia, Sarnese Rende. Riposerà la Palmese. Allora, prima di sentire anche le pillole piccanti del nostro Mario Vitale, diamo invece un quadro tecnico su questo turno di Serie D. Carmelo. Un'altra domenica a mio avviso estremamente positiva per le squadre siciliane. Il Siracusa continua la sua marcia verso le prime posizioni, oltre oggi contro il Gelbison la manita da parte degli uomini di Sottil con la doppietta del solito Crocetti, ma soprattutto il Siracusa si contraddistingue per la facilità con cui i suoi uomini vanno in gol. Oggi ha segnato ancora una volta Testardi, Longoni sul rigore, anche De Zai, insomma tante soluzioni per la squadra di Sottil. Una bella impresa l'ha fatta invece il Due Torri, dove si vede la mano di Antonio Venuto, è andato a vincere sul difficilissimo campo del Marsala. Mario Vitale quando è arrivato Rosario. l'ho sottolineata questa ottima annata del Due Torri. Il Due Torri sta facendo veramente un'annata straordinaria, devo dire Ettore, la mano di un allenatore di esperienza e di qualità di Antonio Venuto, anche perché insomma la sua qualità alla gavetta delle serie inferiori, ma ha anche lavorato con settori giovanili importanti, la prima, quindi è un allenatore di esperienza che sta dando quel quid in più a questa squadra. E va sottolineato invece anche il buon punto casalingo dello Scordia, che ferma la forte Palmese con un gol a 11 minuti dalla fine di Fabio D'Agosta. Sul Noto che mi dici? Ma il Noto è un po' discontinuo, insomma a Vibo poteva fare qualcosina in più, era una partita che fondamentalmente gli uomini di Cacciola potevano anche vincere. Dal Noto forse
È lecito aspettarsi qualcosina in più, proprio perché comunque la squadra a disposizione di Cacciola dispone della qualità per però poter... io credo che in casa il Noto si fa rispettare, fuori casa se insomma perde qualche punto ci può anche stare per un campionato targato Noto 2015-2016, no? Sì, ma ci sono gare in cui in trasferta devi usare, Devi usare qualcosina in più. Ho capito. Benissimo, e allora a questo punto subito la sigletta per l'Arcimatto insieme al nostro Mario Vitale, che insomma lo vedo molto tranquillo, anche troppo, chissà cosa mi dirà. Arcimatto con Mario Vitale. Allora, caro Mario, hai detto che il Noto va bene, però il Due Tori è quello che ti sta sorprendendo di più. Giustamente Carmelo lo ha sottolineato anche lui nel suo commento tecnico, ma onore ancora di più a questa manita anche del Siracusa che ormai non ci sorprende più. È lanciatissima. Che dici? Ma oddio, non è che oggi il Siracusa abbia giocato contro il Real Madrid, parliamoci chiaro. Questo è anche vero, questo è chiaro. anche vero. Siracusa, Abbordabilissimo l'incontro. Scusa, è come se Belen facesse la barista, dai, è la stessa cosa. Invece chi veramente riesce a friggere i pesci con l'acqua minerale è questo Venuto. È Venuto. Che è riuscito Diciamo, a far lui quadrare... applica un 3-5-2 particolare, con delle ripartenze velocissime, opera moltissimo sugli esterni, Sì. ha due esterni Pizzoleo e Peluso, favolosi veramente, e poi ha un... Però posso dirti una cosa, il Due Tori che lotta per salire in Lega Pro un po' mi spiazza, probabilmente magari vuole mettere in evidenza qualcosa che non è soltanto il fatto di una potenziale il campionato promozione. interregionale difficilmente si hanno queste non diciamo che una meteora farà un bel campionato, però l'ho detto nella prima puntata, il campionato interregionale non è la Serie C oppure la Serie B, che chiunque può andare a vincere il campionato, è diverso il campionato interregionale, farà la sua bella parte sicuramente il Due Torri, e già quando avrà ottenuto una dignitosa salvezza Ha già vinto il campionato. Certo che una corazzata tipo Siracusa, insomma dai, o la Cavese, insomma, non diciamo queste cose qua. Mi perdoni mister, noi ci concentriamo sulle siciliane. La Cavese è un rullo compressore, ha stravinto anche oggi 2-0. L'aveva già detto Mario, oggi, già da qualche oggi un'altra dai. vittoria nettissima sul Roccella 2-0, credi, dei soliti Roccella Variale e non De è Rosa. male come squadra, attenzione, il Roccella è una bella società. Chi invece veramente a me mi sta deludendo, e mi dispiace per l'amico Gerardi, Il Marsala? Marsala, a parte che mi ha fatto perdere la bolletta perché io già avevo messo l'uno fisso. Ma non da dirle premettere. queste cose, dai. Già, me l'ha fatto perdere, ci ha perso 170 euro, ma sempre soldi sono, giusto? Certo, vabbè. Però sta perdendo punti, secondo me c'è un'impostazione che non va. C'è un'impostazione che non mi convince. Però attenzione, ha perso con questo Due Torri che insomma andando a vincere a Marsala si è dichiarato come potenzialmente... Però il Marsala in effetti, Marsala- il mister anche c'ha ragione, il Marsala sta perdendo troppi punti in casa. In casa. Ha perso in casa con lo Scordia, oggi ha perso col Due Torri. Alla fine questi punti sono punti che pesano in Pesano, chiave salvezza. pesano. Oddio, non è che il Marsala avrà dei problemi per la salvezza, perché ha una bella squadra, ha una squadra attrezzata, ecco, forse per un campionato medio-alto, diciamo, forse come ambiente, come forza Ma squadra, io come classificherei tutto. anche insomma, il campionato del Marsala come un campionato di assestamento, no? Hanno riorganizzato già dall'anno scorso la società, hanno vinto alla grande il campionato di eccellenza, hanno vinto Io anche la non Coppa. credo a questi campionati No, di assestamento, guarda, io No. tanti anni fa, parlo di 30 anni fa, ero a Licata, si era vinto il campionato di promozione, allora non esisteva l'eccellenza. Sì. Allora c'era Baio, c'era Magagnotti, c'ero io. Ebbene, ti dico una cosa, abbiamo affrontato il campionato interregionale, non abbiamo perso neppure una partita, abbiamo vinto il campionato, abbiamo portato il Licata in Serie C2, quindi non parliamo di assestamento. non perché sei di questa io posso capirlo in Serie A, un campionato di assestamento come può essere l'Inter. A perché- Marsala ma stona. Marsala che è già una società storica, ma quale campionato di assestamento? Il Marsala deve tentare,
anche perché parto da un principio, oggi il calcio o lo fai per bene o non lo fai per niente, Su o questo non è lo fai giusto, per niente, su perché questo è sono giusto. soldati, per esempio c'è una piazza, Sì. una piazza che fa di 60-70 mila abitanti ed è Bagheria. Bagheria, sì. Bagheria sta partendo dalla prima categoria. Beh, ha fatto anche l'interregionale a grandi Ha livelli. fatto a certi livelli, mi Sì. ricordo. Non dimentichiamo che Bagheria è il comune più grosso della provincia Di Palermo. e quindi non dico che si possa contrapporre a Palermo, però già di per sé È una già piazza è una importante. piazza importante. Il Presidente mi diceva questo, dice, Vitale, io faccio le cose per bene in 2 o 3 anni, o non faccio calcio. Quindi o la non faccio programmazione, calcio. la programmazione. Stessa cosa, per esempio, sto notando che molte società che erano scomparse, tipo la Nissa, tipo il Licata, che si stanno riorganizzando, organizzando, perché sono finiti i tempi delle farfalle che andavano a firmarti l'assegno. I presidenti che firmavano tutto. Oppure finiamola poi anche con questa storia, Ettore, dei rimborsi spese, Vabbè. del falso professionismo. È vero, Lo è sono vero. a tutti gli effetti. Parliamoci chiaro. Un giocatore dell'interregionale è sposato, c'ha moglie, figli, possibilmente l'amante. Infatti, ma tutto come la mettiamo? tutto questo è strano, Carmelo, io sono d'accordo con Mario. Questo pseudo Ma dilettantismo quando nella mai? Serie D effettivamente non esiste né a livello di organico ma neanche a livello proprio societario. Si lavora praticamente 7 giorni su 7. Ma assolutamente, la riforma della Lega Pro con la terza serie unica, il fatto che la D sia diventata quarta serie È una potenziale C2. ha accelerato questo processo, Certo. di fatto si è tornati come una volta che Ma una semiprofessionismo. volta c'erano i campionati di Serie D, Sì, ti ricordi? sì. Oh, c'era il Ragusa, Modica, Terranova, Alcamo, Termitana, a livello... Ebbene, vi dico una cosa, quello era un campionato semiprofessionistico. Hanno tolto il semiprofessionismo, giusto? Poi Sì. cosa è successo? Sai qual è la vera rovina del calcio? Che il capitale patrimoniale. Una volta io, presidente del Terranova, voglio andare a comprare il giocatore del Gragnano, gli davo 25 milioni a loro che erano Sì. soldi, c'è un capitale patrimoniale Sì. e in base a quel capitale patrimoniale le società andavano avanti. Oggi non esiste. Adesso con la libertà del Ma quando mai? tesseramento è chiaro che è cambiato tutto. Per non parlare poi... No, vabbè, fermiamoci qua. Benissimo, allora ci dobbiamo fermare, abbiamo chiuso la parentesi dedicata al campionato interregionale, però una battuta velocissima, faccio con Carmelo 60 secondi, anche meno. Settimana prossima 2 Torri Siracusa, il calendario impone uno scontro al vertice in un certo senso. Partita difficilissima per il Siracusa perché comunque Gliaga di Piraino, al di là proprio delle condizioni di forma che vive il Due Torri in questo momento, resta un campo difficile. Un campo difficile. Benissimo, allora vi avvicino alla splendida Jenny, subito di nuovo il numero di telefono per ricordare che c'è la possibilità di mandare i selfie e rivedersi su penalty. Il numero è? 336 92 07 27. Allora, mentre ci sei mi lanci la pubblicità. E va bene, dai, ci vediamo tra pochissimo, non cambiate canale. Fate un buon viaggio. Venite da Atom Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Atom Viaggi a Gravina di Catania, in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Atom Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Atom Viaggi, info 095 21 1440. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta su Video Mediterraneo, canale 11 del digitale terrestre ogni domenica a partire dalle 19, ma siamo anche sulla piattaforma Sky, canale 823. Vi ricordo che questa puntata la potrete rivedere praticamente dopo la mezzanotte di questa domenica e soprattutto anche domani mattina a partire dalle ore 7. Abbiamo un'ulteriore replica che vogliamo ricordare, quella sul canale 694 il lunedì alle 14. A proposito di Sky, per
perdonami, Sì, permettimi. dimmi. Io ho una signora di Genova, Sì? la signora Irma Nostro, Una tua amica sarà? una mia amica, Sì? e poi anche Danilo, il fratello, Sì? che in questo momento a Genova sono attaccati, perché loro seguono il calcio siciliano. Beh, allora no? salutiamoli. Sì, salutiamoli. vogliamo salutare a Irma e a Danilo. Benissimo, perfetto. Danilo Nostro. Quindi ormai la trasmissione insomma, si è allargata, i confini Anche si perché sono... Danilo è in ospedale ed è stato male. Quindi una pronta guarigione Una gliela pronta possiamo guarigione augurare. a Danilo. Benissimo, ok, e salutiamo chiaramente tutta la regione della Liguria che ci sta seguendo, speriamo. Allora a questo punto parliamo del campionato di eccellenza, la parola la diamo alla nostra Jenny con i risultati del girone A. Alba Alcamo, Cus Palermo 1-2. Folgore Selinunte, Raffadali 2-1. Camarat Castelbuono 2-5. Libertas 2010, Mazara 1-2. Mussomeli Gela Calcio 1-0. Paceco Pro Favara 2-0. Parmonval Atletico Campofranco 1-0. San Cataldese Dattilo Noir 1-1. Con il pareggio della Dattilo Noir ne ha approfittato la Folgore Selinunte che rosicchia qualche punto alla squadra guidata da Formisano. Guardiamo la classifica intera di questo girone A del campionato di eccellenza. Dattilo Noir 18. Folgore Selinunte 16. San Cataldese Mazzara Gela Castelbuono 15. Paceco 14. Mussomeli 12. Parmonval Cus Palermo 11. Alba Alcamo 10. Camarat 9. Raffadali 7. Atletico Campofranco 5. Libertas 2010 4. Pro Favara 1. Allora, adesso il tabellino per quanto riguarda il prossimo turno, si giocherà anche in questa occasione domenica 8, sarà la nona giornata del campionato appunto di eccellenza, girone di andata. Atletico Campofranco Mussomeli, Cus Palermo San Cataldese, Dattilo Noir Camarat, Folgore Selinunte Libertas 2010, Gela Calcio Mazzara, Castelbuono Paceco, Pro Favara Parmonval e infine Raffadali Alba Alcamo. Allora Carmelo, io credo che questo pareggio del Dattilo fa capire che il campionato è molto difficile, anche la squadra di Formisano che sin qui insomma aveva un passo e ha credo un passo considerevole verso la promozione in interregionale, però la Folgore Selinunte che probabilmente ha tanta esperienza in questi campionati potrà dire la sua. Diciamo che tutto il quadro dei risultati dice che questo sarà un campionato difficilissimo e aperto, perché è stata una giornata, questa ottava, ricchissima di sorprese. La sconfitta interna dell'Alcamo innanzitutto, che perde 2-1 con il Cus Palermo in casa, la sconfitta del Gela sul campo del Mussomeli, anche lo stesso Mazzara che faticano un poco a Racalmuto per avere ragione della Libertas, oltre al pareggio interno del Dattilo che comunque a San Cataldo ci può stare. Quindi è stata una giornata che nell'intera sua economia, nell'intera economia di questo campionato dimostra che il girone A è apertissimo a tutte le soluzioni. Diciamo che dal Paceco in su sarà una lotta aperta anche per il primo posto. Però mi sorprende questo Favara che insomma sta zoppicando terribilmente in questo girone di eccellenza, eppure insomma Favara è una piazza che ci aveva sempre regalato Favara campionati. è una piazza importante, però da qualche anno insomma giocano campionati di seconda fascia, puntano a mantenere la categoria. Mancano i soldi, i finanziamenti? Beh, probabilmente sì, probabilmente sì. Però ripeto, Favara rientra, prima con Mario Vitale parlavamo di quelle grosse piazze, Sì? Favara prima o poi tornerà a fare campionati di vertice proprio perché è una Ma piazza adesso sta importante. andando male. Adesso sta andando male, Mario, no? Io penso che la situazione si sta facendo anche critica. Anche perché poi recuperare questi punti chiaro. è sempre più difficile. E poi non è così, scusa, anche perché due anni fa, l'anno scorso, il Favara insomma ha tentato in tutto e per tutto di fare ha fatto anche un campionato, non dico da vertice, ma quasi, insomma. Sì, sì. Aveva giocatori di fuori, dava viti alloggio. Favara, che in queste categorie aiutano e fanno anche la differenza. Certo, perché parliamoci chiaro, non è che noi in Sicilia abbiamo granché, parliamoci chiaro. Noi in Sicilia siamo anche limitati, cioè se noi prendiamo la rappresentativa interregionale, noi non abbiamo un giocatore siciliano, non c'è un giocatore siciliano. Ci sarà pure un motivo. È chiaro. Sai quali sono i motivi? I campi.
Beh, Ti i spiego. campi. Questi campi che noi, questi campi In terra battuta? no, non Ah, in terra sintetico, in in sintetico? non è che ti aiutano tanto tecnicamente, perché intanto la palla acquista una velocità maggiore. Sì. I fondamentali non li devi insegnare in questi campi, Ma sull'erba qua, classica. sull'erba classica. Sono d'accordo, sono d'accordo. Capisci? Passiamo adesso al girone A, lo facciamo subito con i risultati, anche in questa Girone occasione B. parliamo dell'ottava giornata di andata. Sei pronta Jenny? A te Girone la B. parola. Girone B del campionato di eccellenza, sì. Catania San Pio X, Atletico Catania 5-1. Città di Rosolini, Acireale 1-1. Forza Calcio Messina, Modica rinviata. Igea Virtus, Troina 3-1. Orlandina Milazzo. È Si appena- giocherà alle 19. Quindi infatti. aspettiamo i risultati. Sicula Leonzio, Rocca di Caprileone rinviata. Sporting Taormina, Palazzolo 0-2. Sporting Via Grande, Giarre 2-3. Beh, diciamo che questo è un girone un po' particolare perché molti incontri non si sono disputati, soprattutto al vertice l'incontro tra la Sicula Leonzio e il Rocca di Caprileone. Abbiamo la classifica, seppur chiaramente incompleta. A te. Igea Virtus 18, Sicula Leonzio 17, Sporting Taormina, Rocca di Caprileone 16, Troina 15, Palazzolo Acireale 14, Sporting Via Grande 12, Palazzolo Rosolini 11, Catania San Pio X 10, Milazzo Forza Calcio Messina 5, Modica 4, Atletico Catania 2, Orlandina 0. Ecco, rimaniamo un attimo con la schermata cortesemente della classifica perché vogliamo sottolineare appunto le squadre che sono attualmente con una partita in meno, ovvero la Sicula Leonzio, il Rocca di Caprileone, il Milazzo, il Modica, il Calcio Messina ed infine l'Orlandina. Come ha detto bene la nostra Jenny, Orlandina-Milazzo è iniziata alle 19, quindi prima della fine della nostra puntata daremo il risultato finale. Il big match non si è disputato, anche se ce n'è stato un altro che ha fatto capire che il Palazzolo è ritornato con la voglia di stupire. Più che altro si vede già la mano di Pippo Strano, squadra che va in campo con molta più cattiveria, con molta più personalità, si vede già la mano dell'allenatore. A mio avviso però Ettore, quest'ottava giornata, al di là delle tante gare da giocare, il rinvio dell'Angelino Nobile, ha dato invece già un primo segnale importante, quello dell'Igea Virtus di Giuseppe Raffaele. Oggi ha vinto e convinto con il Troina, una gara perfetta da parte della formazione giallorossa, doppietta di Antonio Esgro che si conferma un talento straordinario nonostante non sia più giovanissimo. Insomma, l'Igea oggi ha detto il segnale, ha detto che per la corsa al primo posto forse se ne è parlato troppo, si parla troppo di Leonzio, di Acireale, dell'Igea si è parlato Se ne parla poco. poco. Certo. Allora adesso a questo punto possiamo far vedere, è brevissimo il servizio realizzato da Luca Barbagallo, la vittoria sonante della squadra di Carlo Breve, il Catania San Pio X, che ha battuto un Atletico Catania che ci sorprende perché insomma dalla parte della società non c'è questa voglia forse probabilmente di salvare la categoria perché vedo immobilismo. No, ci sarà a dicembre. Ci sarà a dicembre. Allora guardiamo questo servizio per quanto riguarda la vittoria appunto del Catania San Pio X. Ennesima sconfitta per l'Atletico Catania che esce battuto anche dal buon aiuto somma di Mascalocia contro la San Pio X, un risultato rotondo, forse eccessivo per quanto visto in campo, ma gli uomini di Marletta ancora una volta non riescono a ottenere punti pur ritornando al gol che mancava dalla trasferta di Troina. Leonardi e compagni confezionano un ennesimo risultato pesante che condiziona la classifica, il morale e un po' tutto l'ambiente atletista che a questo punto ha necessità di una scossa dal punto di vista mentale perché la classifica comincia a farsi preoccupante. Domenica in casa ci sarà uno scontro diretto contro il Forza Calcio Messina dal valore inestimabile. Allora, vittoria della San Pio X e come abbiamo detto poc'anzi, questo Atletico che speriamo insomma Proto abbia voglia di salvarla questa categoria perché mi sta sembrando come se ci fosse stato quasi un abbandono all'idea di poter comunque ancora competere. No, almeno
Partiamo dalla Sampio, la Sampio già la cura breve inizia a vedersi, anche se l'Atletico oggi non è un avversario tale da poter, Sì. da poter dare un giudizio Sì. completo. L'Atletico sicuramente a dicembre il patron Proto interverrà, probabilmente verrà anche confermato il tecnico Marletta in panchina, arriveranno quei 4-5 rinforzi sicuramente che consentiranno alla formazione atletista di giocarsi quantomeno la salvezza, ma in realtà in settimana la notizia per il girone B di eccellenza ha riguardato la Cireale. Sì. Questo colpo di mercato è Millesi. arrivato Francesco Millesi, anche lui non giovanissimo, 36 anni, ma un'intera carriera nel panorama dei professionisti. L'anno scorso ad Arezzo agli ordini di Eziolino Capuano, quindi insomma una carriera poi Catania, Atletico Catania, Avellino. La mia fotocopia. Il Eziolino, mister Eziolino, sì, che sì. un po' ha sorpreso queste Ma- ultime ma settimane. ci assomigliamo tanto anche. Poliedrico. Sì, e siamo amici pure con Ezio. Sì. Bene, bene, E bene. quindi la Millesi che oggi ha esordito a Rosolini. Ci sono insomma correnti di pensiero fra gli appassionati di calcio. C'è chi dice che in realtà Millesi può ancora fare la differenza. Beh, c'è chi campionato invece- di eccellenza, campionato credo di sì, Millesi voglio può dire. fare la differenza, c'è chi sostiene invece che avrà bisogno di un periodo di adattamento. Ho capito. Allora, l'ultima domanda la facciamo al nostro carissimo Mario. Questo scontro al vertice tra Sicula Leonzio e Rocca di Caprileone, che oggi è stato rimandato perché giustamente il tempo è stato inclemente a Lentini, campo impraticabile, ci fa capire che a questo punto due squadre messinesi, Rocca di Caprileone, come ha detto giustamente Barcellona, Ligea. Carmelo, Ligea Virtus, Ligea Virtus. possono dire la loro in questo campionato, Io e penso rischiamo che noi catanesi con la Ciriale soffriamo. quello che mi dispiace è per Pagano, per il Troina. Pagana, sì. Per Pagano, il Troina. Noi ci eravamo Ha pagato forse un inizio troppo scoppiettante? Adesso è in fase calante da qualche Beh, settimana. diciamo che era all'inizio ancora del campionato. Bisogna vedere, forse giusto? anche tecnicamente l'organico il Troina ha qualcosa in meno. In meno rispetto Eppure è un rispetto a quelle ambiente, è un 3-4. ambiente bellissimo. Sì. Io tifo per la... Ligea. No, per La Leonzio. Per la Leonzio. Ah, Sai perché? beh, perché? Perché io, Sebi Catania, Sebi Catania. lo tenevo in braccio. Addirittura. Quando io allenavo la Leonzio, Sì. il papà il papà di Sebi, Di Sebi. era il vicepresidente della Leonzio. Sì, no? conosco bene. E lui aveva il ciuccetto, no? Sì. Aveva il ciuccetto in bocca Sebi. Adesso me lo vedo allenatore a Sebi, no? Me lo vedo allenatore. Allora, per un fatto affettivo... Tifi per lui. Ecco, io tifo credo per- che Sebi quest'anno finalmente potrà mettere in atto le sue idee calcistiche, ha una società tranquilla, seria. Lo sta già facendo. Lo sta di già fatto. facendo. Piano piano, insomma, la Leonzio Potrà prende raccogliere forma. i suoi Un'ultima frutti. pillola, Ettore, due parole anche per il derby etneo. Sì. A Viagrande vince il Giarre 3-2. Diciamo, il Viagrande non sta tenendo più il passo delle prime Secondo me giornate. ha fatto i punti all'inizio importanti Ah, per una classifica che per poi una a lungo andare classifica, sarà però importante. insomma Viagrande e Giarre entrambe viaggiano a metà classifica. Il presidente Di Martino sarà contento. Sarà, allora. sarà felicissimo, entrambe viaggiano per una salvezza Certo. tranquilla, secondo me che è l'obiettivo di entrambe. Benissimo. Anche se le piazze non meritano queste categorie, Però diciamolo. intanto sto tutti- Diciamolo. questo è un girone pazzesco è con delle squadre Ragusa, incredibili. per esempio prendiamo il Ragusa, ma insomma, Il Ragusa fa la promozione. ho capito, fa la promozione, ma queste grosse piazze meriterebbero molto di più. Giarre, Giarre in realtà è Ligea Virtus, è realmente una Leonzio, nobile Leonzio. D'altra parte è un girone di ferro, quindi insomma chi lo vincerà. appunto. E questo è penalizzante, poi diventa penalizzante. C'è anche capisci? Modica per Anche se questo, c'è da dire, anche mister, Modica. che oggi, sempre in virtù della riforma della Lega Pro, l'eccellenza è la quinta serie, quindi oggi, considerata la situazione economica, considerata la situazione anche strutturale, non abbiamo a stento stadi agibili. Io credo che forse la quinta serie sia, non dico la dimensione ideale, ma la Ma dimensione poi con giusta. sta storia dei campi, ma diciamolo una volta per sempre. Io mi ricordo che 30 anni fa, quando c'era un derby Ravanusa-Niscemi, non nell'attuale campo del Niscemi, si andava a giocare dove c'era il cimitero vicino, giusto? Sì, conosco E ci quel spogliavamo. Vabbè, sono cambiati e allora, i tempi, sono cambiati, sono cambiati i però tempi, non dare molte volte l'agibilità. Significa è penalizzante per il tifoso. per la Però, come ha società. detto Carmelo, credo che
comunque ogni realtà ha una sua dimensione. Io questo dico mister, Deve avere lei una sua dimensione. per la realtà delicata, magari noi che siamo più etnei per quello che abbiamo visto con Acireale, Giarre, Paternò, oggi pensare che le nostre realtà, le nostre possano di nuovo fare la Serie B e la C1 è oggettivamente illudere gli sportivi, illudere gli sportivi. Io credo che la D, l'eccellenza, un'eccellenza vincere, la D, sono forse oggi la nostra dimensione per quella che è la nostra situazione socio-economica e strutturale. È vero. Io toglierei questo campionato d'eccellenza, cioè toglierei questo campionato di promozione e farei la vecchia promozione che non si chiamava eccellenza, Serie D, promozione e varie prime categorie. Lanceremo insomma questo... La nostra proposta di riforma dei campionati. Un'altra cosa, io volevo lanciare, in base proprio a penalty, abbiamo questa possibilità. Sì. Oggi come oggi, concedetemi 2 minuti precisi. Sì, no, 2 minuti sono tanti. Un minuto, 30 secondi, no, 10 40 secondi, vai. Io mi ricordo, oggi come oggi, tutti che fanno i procuratori, parliamo di procuratori. In effetti, ma procuratore di che cosa? Il procuratore guadagna sul contratto del giocatore. Certo. Ma procuratore a livelli di eccellenza, di ragazzi di eccellenza, ma che procuratori? Sono dei mediatori. 30 anni fa sono stati banditi dalla federazione. Bene, prima c'era il mercatino, mi ricordo, che si svolgeva da Agrigento, a Cefalù e compagnia bella. Ed era un modo per le società, non soltanto per la compravendita, ma per socializzare. C'era più unione. Si dovrebbe anche quindi ripristinare. Io vorrei riprendere questo mercatino. Mai dire mai allora. Mai dire mai. Mai dire mai. Vabbè, ci lavoreremo anche noi su questo. Chissà mai se succederà. Allora, ci dobbiamo fermare, salutiamo il nostro Mario Vitale, lo rivedremo tra 15 giorni e parleremo sempre del campionato di Serie D e di eccellenza. E salutiamo anche il nostro Carmelo Puglisi, con lui appuntamento naturalmente la prossima settimana. Mentre invece mi metto da questa parte perché devi lanciarmi la pubblicità, cara Jenny. Prima di lanciare la pubblicità io ricordo ai nostri amici che ci seguono da casa. Guarda, mi il numero risposto di allora da questa telefono, parte così sei più tranquilla. Ecco. il nostro numero di telefono 336 92 07 27. Vi raccomando, mandateci selfie, messaggi. Non selfie troppo personali, No, inerenti quelli all'ambiente quelli non ci calcistico. servono, quindi restate comodi, ci vediamo tra pochissimo. Traggino mai la cara pace, né giunga a profanarmi ostro rapace. Questa è la trasmissione Penalty, parliamo solo di calcio dilettantistico dalla Serie D sino al campionato di prima categoria e come tutti ben sanno ormai praticamente da quest'anno abbiamo riproposto con grande successo la figura del calcio a 5, o più che la figura, il mondo del calcio a 5 grazie anche ad Alessio Patti che cura in modo particolare il campionato di Serie C1 e i 4 gironi di Serie C2, questo chiaramente nella parte finale del nostro programma. Adesso parliamo di promozione e subito salutiamo in postazione Antonio Lapisarda. Ciao Antonio. Ciao Ettore.
buonasera a tutti i telespettatori Sei e buonasera contento? sempre. Ti vedo contento. Sì, abbastanza. Benissimo. Giornata oggi di promozione molto bella, Sì. molte vittorie importanti in testa per tutti e 4 i gironi. Veramente una bella giornata. Salutiamo la redazione di Globus Magazine. Globus Magazine, martedì avremo la nostra trasmissione consueto, parleremo del Catania, me ha perso 2-1. Sì. Non ci dimentichiamo che è importante ricordare dov'è questa radio, è Globus, una radio web. Esattamente, che trasmettiamo in streaming, Globus Magazine / radio per seguirci. Perfetto. E adesso salutiamo invece il nostro nuovo parterre di ospiti, intanto il nostro Andrea Lovento. Ciao Andrea. Buonasera a tutti i nostri amici da casa. Tutto a posto? Tutto Hai visto bene. una partita particolare sabato, Sì, Tra poco una ce la partita racconti, di prima categoria. E poi abbiamo il mister della Ragusa 2014 del campionato di promozione, Salvatore Utro. Salve Buonasera. mister, ben Buonasera. trovato. E ti sei portato anche un centrocampista, perché Sì, hai sempre, in giustamente copertura. voglia di controllare bene tutte le zone del campo. Certo, bisogna coprirsi sempre. Simone Iozzi, appunto centrocampista del Ragusa Buonasera. 2014. Allora, subito con i risultati, perché vedo che c'è il parterre pieno e soprattutto tu sei carico di tante notizie che insomma danno la caratteristica a questo campionato di promozione. Esatto, abbiamo Perfetto. anche un mister che è molto preparato, quindi sarà un piacere parlare con lui oggi in diretta. Benissimo, allora promozione girone A, che c'è? Che è successo? Volevi dire qualcosa? Cioè, allora, ma tu stai guardando, ma Vabbè, non lo stavo stanno guardando facendo oggi. apposta perché c'è un motivo, perché hai delle scarpe talmente carine che oggi giustamente ne abbiamo approfittato. Scusate, oggi Vabbè. è stata colpa mia, ho dimenticato le scarpe. Ma non è vero, E c'è quindi queste qua che sono sono con le belle. bamboline, no? Vabbè, ok. Vabbè. Penalty anche questo, vabbè, succede. Girone A del campionato di promozione, ci dai i risultati, anche se hai delle belle Anche- scarpe? sì, Benissimo. bellissime. Ok, benissimo. Allora, Ares Menfi, Città di Carini 2-1. Audace Partinico, Cefalù 1-0. Bolognetta Borgata Terrenove 1-0. Non ridere, perché sennò sono costretto a continuarla Scusate. io questa cosa. Vabbè, Città ok. di Casteldaccia, Castellamare 2-1. Nuova Sancis, Pro Villabate 1-0. Real Finale, Prizzi 1-1. Riviera Marmi, Monreale 2-1. Il Riviera Marmi vince questa partita importante con il Monreale e nel Esatto. frattempo può partire anche la schermata della classifica. Abbiamo il commento di Antonio. Esatto, Riviera Marmi sta facendo veramente molto bene, ormai lo diciamo da 8 giornate, siamo all'8ª giornata, è una squadra che sta facendo veramente bene, gioca molto bene, è una squadra che oggi ha battuto il Monreale, una squadra che sta puntando tantissimo per questi playoff, ricordiamoci che era terza, ora invece è quarta. Cosa c'è da dire? Nuova Sancis sta mantenendo il ritmo, tiene il passo vincendo 1-0 col Villabate e l'Audace Partinico vince col Cefalù, di misura e prende il terzo posto lasciato dal Monreale. Ma non mi stai parlando della Nuova Sancis però, neopromossa con 19 No, come? Ne abbiamo parlato. Ha battuto il Villabate 1-0. È una squadra che... Diciamo la voce alta questa cosa della Nuova Sancis. È una squadra che merita veramente. È una squadra che magari non sta avendo le attenzioni che merita soltanto perché in sordina e anche in maniera molto umile, permettimelo, Sì. sta veramente giocando molto bene. È una squadra che si impegna, non fa molto scalpore, è molto umile e magari di misura potrà dire la sua sì, allora, penso alla fine proprio di del sì, campionato. potrà far bene e potrà tenere il passo della Riviera Marmi che se continua così credo possa arrivare alla Vabbè, fine perché è ben attrezzata. Riviera Marmi, oltre a essere ben attrezzata, ha una grande esperienza e per questi campionati è fondamentale. Hai parlato prima del Bolognetta, Sì. prossima settimana c'è questo scontro Riviera Marmi-Bolognetta, ricordiamo il Riviera Marmi si può permettere un passo falso ma fino a un certo punto, sono 19, a 22 Riviera Marmi e il Nuova Sancis è a 19. Prossima settimana Riviera Marmi cercherà di consolidare il primo posto, a sua volta il Bolognetta cercherà di aggrapparsi al treno playoff perché diciamo che con gli ultimi risultati non veramente favorevoli si è un pochettino distaccata da questo treno. Perfetto, passiamo adesso al girone B, 8ª giornata anche in questa occasione del girone d'andata, girone B del campionato di promozione. A te Jenny. Acquedolcese, Barcellona Pozzo di Gotto 0-1. Città di Messina, Torregrotta 0-1. Città di San Filippo del Mela, Ionica 1-0. L'Iniziativa, Pistunina 3-0. Merì, Sinagra 1-1. Messana, Camaro 0-2.
Sant'Angiolese, città di Sant'Agata di Militello 1-2. Ha riposato il Città di Mistretta. Il Città di Sant'Agata di Militello, vincendo fuori casa, balza in vetta in questo girone B del campionato di promozione. L'avevamo detto anche la settimana scorsa, è salita in vetta grazie anche ai passi falsi delle inseguitrici. È una squadra che dopo la sosta, dopo la giornata di riposo, è riuscita a fare veramente molto bene. Si è ripresa la vetta ai danni del Torre Grotta, che ha pareggiato, e adesso diventa un campionato molto bello. Ricordiamoci che il campionato messinese forse è quello più equilibrato di tutti. Sì. Città di Messina è caduto in casa, ricordiamo che aveva fatto 2 vittorie consecutive, aveva fatto veramente molto bene. Il Torre Grotta vince contro il Città di Messina e mantiene il passo. Ma siamo soltanto all'ottava Sì, giornata. oddio, va bene, ok, però diciamo che sono delle squadre che già stanno dando, poi si dice i cavalli di razza si vedono alla fine, però è anche vero che stanno facendo veramente molto bene. Camaro, una sorpresa all'inizio di campionato in negativo, adesso veramente in positivo, insieme al Barcellona Pozzo di Grotto stanno vincendo e ora si portano quasi fuori dalla zona pre-auto, scusate. Perfetto, io una battuta la volevo scambiare con il mister della Ragusa 2014, ha detto bene, il girone di Messina è un girone importante che insomma qualitativamente dà un segnale forte alla categoria. Il girone di Palermo, che tu indirettamente conosci, è anche comunque abbastanza interessante, perché questo Riviera Marmi ha l'esperienza giusta probabilmente per fare una notevole differenza rispetto a tante altre squadre del girone. Sì, conosco l'organico del Riviera Marmi, è una squadra quadrata che secondo me arriverà fino alla fine, perché è stata attrezzata per risalire subito. Consideriamo che loro sono retrocessi dall'eccellenza, però la loro società ha una mentalità proprio... Sì, ha ricreato subito i presupposti senza fare drammi, senza smantellare, ha ricreato subito i presupposti per risalire subito in categoria superiore, quindi secondo me arriveranno fino alla fine. Ha detto bene però che il Messinese è un girone arcigno, Allora, il Messinese è un girone equilibrato, però io, avendoli fatto tutti e 4 i gironi, secondo me il girone tosto è sempre quello del girone D. Sì? Perché ci sono parecchi capoluoghi, parecchi centri grossi. In quantità sono considerevoli e quindi sarà dura per tutti probabilmente. Assolutamente. Bene, ci dobbiamo fermare, abbiamo un'altra pausa pubblicitaria, non quella delle scarpe della nostra splendida Jenny. Ci lanci la pubblicità? Allora ricordiamo sempre il numero 336 92 07. Va bene ragazzi, andiamo in pubblicità, ci vediamo fra pochissimo. Va bene. Fate un buon viaggio. Venite da Atom Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Atom Viaggi a Gravina di Catania, in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Atom Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Atom Viaggi, info 095 21 1440.